Gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda la pagina sportiva di Friuli TV, mercoledì ricco per quanto riguarda lo sport in regione. Nel campionato di basket di Serie A2, netta vittoria casalinga di Udine 85-57 nel recupero della partita contro la Fortitudo Bologna, non disputata lo scorso 1 novembre per la concomitanza della partita di Coppa Italia tra Udinese e Cagliari. Dopo 9 giornate della regular season, Udine sale al secondo posto a quota 14, a 2 punti proprio dai Felsinei che guidano la classifica. Ora andiamo a vedere il programma del prossimo turno. Cividale, sabato ore 20 al Pala Gesteco, riceve la capolista Fortitudo Bologna. Doppia trasferta in Romagna per Udine, domenica ore 18 contro Forlì, e Trieste che alla stessa ora sfida Rimini. Passiamo al calcio. Questa sera si sono disputate le gare della seconda giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza Friuli Venezia Giulia e l'ultima gara del tabellone dei quarti di finale della Coppa di Promozione. Partiamo dall'Eccellenza a Fagagna, l'Azzurra Premariacco ha battuto la Pro Fagagna 3-2 e a Tolmezzo la Juventina ha battuto il Tolmezzo Carnia 2-0. La classifica vede al comando con 3 punti Brian Lignano, Pro Gorizia, Azzurra e Juventina, a quota 0 Pro Fagagna e Tolmezzo Carnia. Terzo e ultimo turno in programma mercoledì 6 dicembre prevede Azzurra Premariacco Brian Lignano e Pro Gorizia Tolmezzo Carnia. Nella quarta partita invece dei quarti della Coppa di Promozione, vittoria del Fontana Fredda tra le mura amiche contro la Buiese per 2-1, che chiude il quadro. Dai qualificate alle semifinali, gare di andata il 7 gennaio e ritorno il 14, vede qualificate il Fontana Fredda, il Forum Iuli, Cras Repen e Rivolto. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net.